L'ospite di oggi è Veronica Perseo. Lei è una giovanissima cagliaritana, una cantante. Benvenuta Veronica. Ciao Giulia. Tu sei una cantante, hai studiato al conservatorio. Raccontaci un po' del tuo percorso di studi. Sì, io ho iniziato il conservatorio quando ero piccolina. A 10 anni ho scelto di suonare il pianoforte e poi questo lungo percorso è durato 13 anni, poi finalmente mi sono laureata col 110 e poi ovviamente da lì ho iniziato ad avere un bellissimo rapporto anche nel canto col pianoforte, che è diventato il mio compagno di vita. Dopo gli studi, adesso ho avuto modo di vedere anche nel tuo canale YouTube, sei molto brava, fai dei video molto belli, poi fai anche piano bar, giusto? Sì, allora un canale YouTube negli ultimi tempi è cresciuto moltissimo e mi piacerebbe insomma arricchirlo sempre di più con i video dove magari faccio anche il piano bar, dove sono con il mio chitarrista che ho un duo acustico e anche con il tributo a Laura Pausini, che è la mia cantante preferita insieme a Lady Gaga, e quindi ho deciso di fare questo tributo e mi piacerebbe insomma portarlo in giro per la Sardegna, e mi piacerebbe anche che Laura lo conoscesse, diciamo, e quindi insomma arricchire il mio canale con tutto questo. Quindi oltre al tuo canale YouTube, però poco tempo fa sei entrata nelle case di tutti vincendo la puntata speciale del programma Tale e Quale Show, la puntata speciale Tali e Quali. Raccontaci di questa esperienza, penso davvero particolare e interessante. Allora, l'esperienza di Tale e Quale è stata, penso, la più bella di tutta la mia vita, perché è del tutto inaspettata. Io ho sempre seguito questo programma, insomma, da 8 anni che c'è, e quando ho visto poi che Carlo Conti cercava anche persone dal pubblico, ho detto oddio, forse il mio sogno si può realizzare, perciò ho mandato i video, insomma, e poi mi hanno chiamato dicendo dai, vogliamo sentirti dal vivo, quindi ho detto oddio, forse qualcosa funzionerà, speriamo. E poi da lì, quando mi hanno detto questa cosa, per me è stata uno shock emotivo, diciamo, perché cioè, speravo ma non pensavo che succedesse davvero. E poi l'esperienza è stata comunque con i coach, è stato molto bello studiare lì, anche con i compagni di squadra, siamo diventati una bellissima squadra. Quando poi ovviamente c'era il momento dell'ascensore, poco prima di salire stavo proprio morendo, perché ero veramente agitatissima, ho detto oddio, ma sono all'altezza, perché poi io mi metto molto in discussione. Quando però si è aperto l'ascensore ho detto sono a casa. E mi sono sentita come se dovessi fare solo quello, perché era il mio momento, e poi tutto quello che ne è derivato, di conseguenza anche la vittoria non me l'aspettavo minimamente, è stata la cosa più bella che mi potesse capitare. Poi anche il dopo, tutto il successo, i complimenti delle persone, gli auguri che mi hanno fatto per la mia carriera, è stato veramente bellissimo, senza parole. Poi ho una curiosità da chiederti, tu essendo una fan di Lady Gaga, com'è stato quando ti sei rivista allo specchio praticamente identica a lei? Beh, è stato un po' forte l'impatto, perché inizialmente vedendo il trucco di pari passo non capisci, sei lì che fai oddio, ma sicura? Poi invece dopo un po' guardati, vedevo me e la foto di lei nello specchio, no? Quindi quando ho visto quello ho detto oddio, ma mo chi sono? E nello studiare anche, perché poi ho studiato anche la sua vita, tutto quello che lei sentiva, provava, poi ovviamente mi sono immedesimata proprio nel film, quindi in quel momento non ho più capito esattamente chi fosse Veronica Perseo, chi Lady Gaga, però poi sul palco ovviamente sono riuscita ad essere tutti e due, questa è stata una cosa bellissima. E adesso nell'imminente futuro quali sono i progetti, se possiamo dire, insomma, cosa bolle in pentola per il nuovo anno? A gennaio dovrebbe uscire il mio primo singolo, quindi sono molto, molto emozionata, molto contenta. Si chiamerà Vivere a metà e spero che insomma, le persone possano ascoltarlo e che sia il primo di una lunga serie di altre canzoni, magari chissà anche un disco. Speriamo che la strada sia quella giusta, perché penso di avere molto da raccontare alle persone, molte emozioni da vivere, da trasmettere. Penso che sarebbe un peccato tenerle solo per me, e quindi spero appunto che sia un successo e che trasmetta qualcosa.
in a shallow, we're falling through the shallow now. Grazie.